Siamo ormai nell'imminenza della seconda batteria del trofeo Croce Rossa Italiana, premio QN il Resto del Carlino. Stavolta sono cavalli di categoria FE, sono in 12. I primi 4 di questa corsa parteciperanno alla finale dal secondo nastro, in ordine di arrivo, sia col numero. Stanno andando verso le ali dell'autostart i 12 protagonisti, 1 Taco per Raffaele Lamberti, 2 Oddone MP Daniele Orsini, 3 Poker P Calogero Di Maio, 4 Peter Pan GSO Federico Bongiovanni, 5 Ulisse LL Andrea Orlandi, 6 Tommy Vittorio Miniero. In seconda fila 7 Pacià dei Greppi Nicola Del Rosso, 8 Primavera S Jessica Pompa, 9 Rogero P Michele Canali, 10 Severino Cristoforo Chianese, 11 Trifone Gal Maurizio Scala, 12 Ulisse Mar Thomas Manfredini. Molto buono l'allineamento. Stacco della macchina, veloci, Oddone MP, Poker P, Peter Pan GSO e Ulisse LL. Si sistema alla corda Calogero Di Maio con Poker P, mentre insiste Andrea Orlandi all'esterno con Ulisse LL. Poi Oddone P rimane davanti, serra sotto Poker P al terzo posto alla corda per Peter Pan GSO, intanto 200 metri in 14,5. Insiste Andrea Orlandi, comanda in maniera decisa Ulisse LL e alla fine riesce a sfondare dopo 400 metri con spesa in 29,6. Quindi Ulisse LL al comando, davanti Oddone MP, poi Poker OP, Peter Pan GSO, mentre il terreno esterno è cappeggiato da Michele Canali con Roger OP che avanza al largo, pedinato da Severino. Intanto arriviamo ai 600 metri passati dal figlio di cronometro in 45,4. Passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Ulisse LL davanti a Oddone MP, poi Roger OP pedinato da Severino. In terza ruota si lancia Ulisse Mar con Thomas Manfredini, corsa movimentata 15,3, viene fuori in primo giro in 1 minuto e 7 decimi. Accenna la terza ruota anche Primavera S, intanto Ulisse LL sempre in vantaggio, attaccato da Roger OP, poi Ulisse Mar, sembra stanco Ulisse LL, dopo 1 chilometro in 1,16,3 Roger OP sfonda, rimane chiuso Don MP. Sul cedimento di Ulisse LL, ancora tonico di fuori Severino che tiene in terza ruota Ulisse Mar, poi si lancia dalle retrovie anche Pacià dei Greppi con Nicola Del Rosso che avanza a centropista, retta di là in 14,8, avanza Pacià dei Greppi, è vicina a Roger OP, poi Severino che passa su Ulisse LL che è ancora quarto ma è stanco, avanza deciso Pacià dei Greppi che appariglia Roger OP. Si è scavato un gap fra i primi due e gli altri, Pacià dei Greppi nettamente in vantaggio, viene a dominare, mentre per il secondo è ancora Roger OP. La lotta per le altre posizioni vede Oddone MP arrivare al terzo posto davanti a Severino, 1,15,2 la media al chilometro per il figlio di Giuliano Star. La guida di Nicola Del Rosso, il training ovviamente di Roberto Biagini. Cavallo classico che oggi si è ritrovato molto bene ed è venuto a vincere prendendo anche lui una buona chance per la finale nella quale partirà col numero 5, l'uno del suo nastro. Ripetiamo gli altri 4 arrivati che parteciperanno alla finale: il primo il 7 di Pacià dei Greppi, secondo il 9 di Roger OP, terzo il 2 di Oddone MP, quarto il 10 di Severino. La quota per Pacià dei Greppi 4,28.